Le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo e il personale della Polizia Federale brasiliana hanno dato corso congiuntamente in Italia e in Brasile a un'operazione antimafia su larga scala disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo e dal secondo Tribunale federale del Rio Grande do Norte in Brasile. In particolare l'autorità giudiziaria estera ha ordinato l'arresto di un imprenditore originario di Bagheria in provincia di Palermo che si era trasferito da tempo in Brasile nella città di Natal unitamente al sequestro di disponibilità finanziarie per un valore di 50 milioni di euro, nonché dei beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti indagati e a 12 società operanti nel settore immobiliare, edile e ristorativo. Contestualmente la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato l'esecuzione di 21 perquisizioni sia nel territorio nazionale, in particolare in Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, che all'estero, Brasile e Svizzera, presso le abitazioni delle società e gli studi professionali attinenti. A essere impiegati sul campo sono stati oltre 100 finanzieri, alcuni dei quali appartenenti al nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo, conosciuto come GICO. Nei giorni scorsi si sono recati a Natal, in Brasile, in modo da poter affiancare i colleghi brasiliani. I reati ipotizzati dall'autorità giudiziaria italiana sono concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. L'operazione di oggi giunge al culmine di una complessa attività investigativa avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha avuto come obiettivo quello di far luce sui possibili cointeressenze di esponenti di spicco di Cosa Nostra palermitana in compagini societarie in Italia e all'estero. Di fondamentale importanza il ricorso da parte dell'autorità giudiziaria palermitana agli strumenti della cooperazione internazionale in ambito giudiziario, in special modo l'iniziativa di istituire nel 2022 una squadra investigativa comune con gli organi giudiziari e di polizia della Repubblica del Brasile. Di tutto in concerto con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la partecipazione del membro nazionale italiano presso Eurojust.